Assaggiamo. Mm. 1 a 10 chi ha assaggiato la mia frittatina mi dà 11. Ma sapete perché? Perché questa qua è la ricetta di mio padre, la frittatina di via Tribunali, quella là che ha inventato mio padre con la sua ricetta. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Grammi di burro e 100 grammi di farina. Fate amalgamare. Adesso versate un bel litro di latte. Un pizzico di sale, un delle pepe. Adesso fate cuocere finché non si addensa. Carota, cipolla e macinate. Aggiungiamo i piselli e facciamo cuocere 10 minuti. Mettete un po' di basilico se vi piace, un pezzo di sale. La besciamella unite un po' di parmigiano, fate una bella besciamella a parmigiano. Bolle, mettiamo un po' di sale, ci caliamo i bucatini che avevo spezzato a metà. Datevi un po' di provola, guardate questo com'è bello. E siamo pronti per fare le nostre frittatine. Datevi un coppa pasta. Adesso nei bucatini ci versate la besciamella tutta, perché dà una bella cremosa cremosa. 100 grammi di pecorino. E questa bolognese bianca che abbiamo preparato prima. Dopo che abbiamo versato tutti gli ingredienti, iniziamo a mescolare con le mani. Adesso inseriamo tutta la provola che abbiamo tagliato e continuiamo a mescolare. Qua adesso versate tutto. Io ho usato la placca del forno, tutto l'impasto che avete preparato sulla placca del forno e ve lo stendete con le mani così. Una volta che lo avete steso lo lasciate raffreddare in frigorifero un paio d'ore. Pronti per fare le frittatine. Preparatevi una pastella, acqua e farina morbida morbida, una bella padella con l'olio a temperatura e siamo pronti. Iniziamo a fare la prima frittatina con il coppa pasta. Adesso la mettiamo un po' di pastella così, più bella, e poi la mettiamo nell'olio caldo. Ecco qua ragazzi, le frittatine sono pronte. Qualcuna l'ho fritta e qualcuno me la conservo in frigo. Ecco qua, guardate qua, che squisitezza. Ragazzi. E se fate queste frittatine di papà mio, scrivetemi nei commenti.